più specifico di preghiera. Sappiamo della sofferenza del popolo ucraino, anche del popolo russo, di tutti gli stati che confinano, di come questa situazione coinvolge milioni di persone. E ci sono anche cristiani perseguitati in queste zone. L'Ucraina e la Russia non sono nella World Watch List di Porte Aperte, la Russia è nella posizione 62, l'Ucraina non è proprio monitorata perché sembra non ci sia bisogno, ma le chiese lì si stanno mobilitando perché nella regione del Donbass, che voi avrete sentito nominare molto nei telegiornali di queste ultime settimane, ci sono queste due province che sono la provincia di Donetsk e Luhansk. Elena, perdonami la pronuncia, dove invece c'è una situazione di persecuzione e si dice che sia l'unica zona d'Europa dove esiste una persecuzione contro i cristiani, perché noi pensiamo che l'Europa sia libera dalla persecuzione. Noi stiamo parlando della persecuzione che conosciamo, come ci viene presentata una lotta contro i cristiani. Noi sappiamo che la persecuzione ha molte facce. Comunque l'Ucraina è una repubblica che ha una vita giovane, 30 anni, dopo la caduta del muro di Berlino, e realtà etnico-religiose molto diverse, quindi una realtà molto complessa. Quello che sta a noi fare è pregare per loro. In novembre l'Alleanza Evangelica Europea ha dichiarato che il Donbass è la parte dell'Europa in cui la Chiesa soffre di più a causa del conflitto e delle violazioni della libertà religiosa. In entrambe le autoproclamate repubbliche le autorità hanno imposto regole come l'obbligo di registrazione per le organizzazioni religiose. Rispettare questa regola si è rivelato estremamente difficile per qualsiasi comunità non allineata con la Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca. Una lista di 195 organizzazioni religiose registrate dalle autorità di Luhansk, stilata nel dicembre 2019, ha mostrato che nessuna comunità protestante ha ottenuto un permesso. Come ai tempi dell'Unione Sovietica, l'obbligo di registrazione presso le autorità viene usato per rendere illegali alcune attività cristiane. Non essere registrati significa non avere accesso al gas, all'elettricità o all'acqua, rendendo così le attività della Chiesa virtualmente impossibili. Come è successo per l'Afghanistan, noi scopriamo sono realtà che ci sono sempre state, ma quando arrivano ai media sembrano nuove, ma non sono nuove. In queste zone si combatte dal 2014, sono 8 anni di combattimenti, come lo erano in Afghanistan prima che gli Stati Uniti uscissero. Anche lì i talebani comunque perseguitavano. Ora noi dobbiamo prendere coscienza di questa situazione. Ci sono cristiani lì che dovranno prendere delle decisioni per la loro vita. Quello che ci insegna la Chiesa perseguitata è che noi dobbiamo prepararci a prendere decisioni per la nostra vita, perché potrebbe succedere anche a noi. È vero che il Signore dà la forza nel momento in cui serve, questo è vero. Però nella nostra quotidianità possiamo cercare di capire quali decisioni stiamo evitando per la nostra interesse personale o perché preferiamo evitarle, ma dobbiamo rimanere fermi alle decisioni che riguardano la nostra scelta per il Signore. Questa mattina vogliamo ritrovare forza, consolazione, preghiera per il popolo ucraino, per la Chiesa perseguitata, perché la Chiesa perseguitata è una Chiesa vittoriosa. Anche i cristiani lì sono vittoriosi perché mantengono la loro fiducia in Cristo. Questo è quello che vogliamo cantare questa mattina. Ovunque noi andiamo, dovunque noi siamo, in qualsiasi situazione ci troviamo, la mano di Dio è vicino a noi, possiamo starne certi, e questo vogliamo fare questa mattina dedicando la lode e l'adorazione a Dio.
guida nelle avversità. Tu sei la mia forza nelle prove, il mio rifugio nel timore. Signore, con te per sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue. La mia preghiera a te, ascolta, oh mio Signore, la pace tua sarà la guida nelle avversità. Tu sei la mia forza nelle prove, il mio rifugio nel timore. Signore, con te per sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue. Sei la mia forza, non avrò timore. Sei il mio rifugio, con te io resterò. La mia preghiera a te, ascolta, oh mio Signore, la pace tua sarà la guida nelle avversità. Tu sei la mia forza nelle prove, il mio rifugio nel timore. Signore, con te per sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue. Tu sei la mia forza nelle prove, il mio rifugio nel timore. Signore, con te per sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue, sotto l'ombra delle ali tue, sotto l'ombra delle ali tue. Signore, grazie ancora per questo privilegio che abbiamo, Signore, di essere dinanzi alla tua presenza, Signore. Grazie, Signore, perché ancora tu oggi fai splendere il sole per noi, Signore. Grazie perché ci doni, Signore, ancora la vita, la speranza e questa pace che noi ancora oggi abbiamo. Signore, vogliamo pregarti per questi paesi, Signore, che vivono la persecuzione e dove c'è la guerra, Signore. Vuoi tu soccorrere il tuo popolo, Signore? Sì, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù, Signore. Grazie perché so che tu, Signore, stai provvedendo, perché tu non abbandoni mai i tuoi figli, Signore. Gloria a te, Padre. Amen. Amen. Fratelli, pace a tutti. Sono felice oggi di essere di nuovo qui a cantare dopo un mese di lunga assenza. Se dovessi raccontare le cose che Dio sta facendo per me in questi quasi 4 anni che sono qua, dovrei scrivere un libro, o se no non dovrei più smettere di parlare. E voglio ringraziare Dio perché, come diceva ieri Anna nel suo corso che abbiamo fatto, i nostri pensieri diventano fortezze e poi si devono demolire, per cui Dio sta dovendo distruggere, proprio ci sta dando dentro le mie fortezze e deve costruire le sue. La mia fortezza è in generale: io questo non lo posso fare, no, questo io proprio no, io non ce la faccio, ecco. E quindi andare a distruggere tutte queste cose sono mazzate. Sono stata male e allora la mia fortezza è, vabbè, fin quando sto male che
te alzi, ok, vabbè, gloria a Dio, ma sono stata tanto male, ecco, ho avuto febbroni in continuazione, dove stavo bene 15 giorni e di nuovo febbre a 40, 15 giorni, di nuovo febbre a 40, poi l'ultima proprio era il colpo di grazia, per cui dicevo, ogni volta, dicevo, Signore, ma io sono sola, cioè, e lì dici, mamma, cioè, capisci avere accanto una famiglia, no? E allora già io non ce la posso fare, in più sono anche sola, Dio proprio mi ha fatto vedere, ma lo vedi che l'hai superata? Anche perché la mia paura era che, siccome io, come sapete, ho bisogno di mangiare ogni 2 ore, ma quando stai male, una cosa è che c'è qualcuno che magari ti porta qualcosa, sai, a letto, mangi, una cosa è che, Rachele, ti devi alzare e devi mangiare, perché se non mangi non ti svegli poi, ecco. E quindi allora io devo ringraziare Dio, perché questa forza io non ce l'avevo, però Dio mi ha fatto vedere, lo vedi che io non ti ho abbandonato, tu ancora cerchi di aggrapparti se avessi la mia famiglia, se avessi qualcuno, se non fossi sola, ma tu non sei sola, ci sono io. E allora niente, io voglio concludere con il Salmo 146 al versetto 5, beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe e la cui speranza è nel Signore. Inoltre voglio anche ringraziare Dio, perché comunque mi ha fatto anche vedere, sì, io non ho la mia famiglia, la mamma, il papà, ok, però in questo momento difficile c'è stata una famiglia, c'è stata Carmela, c'è stata l'Antonella Tres, c'è stato papà Carlo, ho il papà Carlo che tutte le sere mi chiamava, Rachele, come stai? Hai mangiato? Cosa stai mangiando? Quindi Dio mi ha fatto vedere, io comunque ti coccolo e provvedo per te in ogni cosa. A Dio la gloria. Dove potrei andare
da chi me ne andrò, da chi me ne andrò, da chi me ne andrò. Signore, io stasera voglio pregarti per Maria Giovanna, Signore. Ti prego per lei, per la sua vita, Signore. Sta attraversando un momento difficile. Chiedo davvero che tutta la Chiesa si unisca assieme a me in questa preghiera, Signore, per il suo cuore, per la sua vita. Ti ha appena scoperto, Signore, ha appena scoperto il tuo amore, ha appena scoperto la tua salvezza, Signore, la tua guarigione, la tua liberazione, Signore. Fa che davvero questa strada che lei ha imboccato, davvero riconosca, che lei possa riconoscere che è la strada giusta e che non l'abbandoni mai, Signore, che non si faccia scoraggiare. Cadere è umano, Signore, ma tu sei lì, pronto a rialzarci, pronto a guarirci, a sanificarci. Sei pronto a mettere delle garze alle nostre ferite, Signore. Sei un Dio meraviglioso, un Dio buono, un Dio paziente. Tu sei il Dio della misericordia, della compassione, sei il Dio dell'amore, sei il Dio dei miracoli, Signore. Grazie per questa vita che hai messo in mezzo a noi, Signore. Proteggila lì esattamente dov'è. Falle sentire la tua forza, la potenza che c'è nel tuo amore, Signore. Falle sentire davvero che non è sola, Signore. Ti prego, Signore, fa che possa davvero sentirsi accompagnata, guarita, fortificata, Signore. Grazie perché sei un Dio potente, Signore. Noi sappiamo quanti miracoli tu hai fatto nelle nostre vite. Abbiamo visto la tua mano potente tante volte, Signore. Che possa anche lei avere sempre accesa questa lampada al suo piede, che il fuoco si alimenti sempre, Signore. E noi come Chiesa abbiamo il dovere di pregare, di aiutare questa donna a far sì che il suo fuoco sia sempre acceso. Ti prego, Signore, ti prego con tutto il cuore. Proteggila lì dov'è, aiutala, Signore, falle capire qual è la tua volontà, aiutala a capire che i tuoi silenzi non sono silenzi di abbandono, sono silenzi di lavoro, Signore, perché tu lavori per noi in ogni momento, Signore. Hai un piano meraviglioso, sei il Dio che il Dio in cui tutti noi dovremmo credere. Ogni essere umano, Signore, su questa terra dovrebbe affidarsi a te e scoprire il tuo amore, Signore. Grazie perché la sua vita è preziosa per ognuno di noi, è preziosa per te, Signore. Grazie, proteggila ancora una volta, Signore. Falle sentire la forza che solo tu sai infondere nei nostri cuori, Signore. Tutto questo te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Se la tempesta infuria, se la mia fede vacilla, guardo alla croce, non temerò, andrà tutto bene. Se non avrò più le forze, se penso che sia finita,
andrà tutto bene. Se non avrò più le forze, se penso che sia finita, guardo alla croce, non temerò, andrà tutto bene. Non c'è panico in cielo, Dio è ancora sul trono, Lui ha sempre il controllo, Dio è fedele. Una porta aprirà, ogni cosa farà, di miracoli e segni, Dio è potente. Non c'è panico in cielo, Dio è ancora sul trono, Lui ha sempre il controllo, Dio è fedele. Una porta aprirà, ogni cosa farà, di miracoli e segni, Dio è potente, Dio è potente, Dio è potente, Dio è potente. Gloria a Dio. Un'ultima cosa, vi aspettiamo in Kosovo. Vi aspettiamo, appena potete venire a trovarci. Dio ci benedica insieme. Alleluia. Ecco, il fratello Michele e Elena Mango ci hanno mandato questo filmato per la Chiesa e quindi gli abbiamo mandato un'offerta e loro ci tenevano anche a ringraziare la Chiesa. Gloria a Dio. Amen. Come vi dicevo, io al venerdì devo mandare il pensiero del messaggio a Mariana e quindi mi sono detto che cosa gli mando. E allora gli ho detto una parola che viene dal cielo. Perché noi abbiamo bisogno di una parola che viene dal cielo. Non abbiamo bisogno di una parola che viene dal cuore dell'uomo. È pericoloso, è molto pericoloso quando un uomo si mette dietro al pulpito e pensa di predicare. Ieri la sorella Anna, e la ringrazio e anche per questi incontri che sta tenendo, mette a disposizione la sua conoscenza, la sua preparazione come psicologa, ha trattato alcuni argomenti e fra questo argomento che ha trattato, l'argomento era uno, ma tra le cose che ha trattato è stato proprio quello di abbattere le fortezze della nostra mente. E le fortezze vengono costruite quando noi abbiamo comunque dei cattivi insegnamenti, anche. Quindi da quello che riceviamo, da quelli che ci hanno inculcato, questo hanno creato dentro di noi delle fortezze. E queste fortezze sono molto difficili da abbattere, perché certe volte sembrano sicurezze, ma non lo sono. E anche comunque i cattivi messaggi che arrivano creano dentro di noi delle cose negative,
O quando arrivano dei buoni messaggi, abbiamo visto che il cervello cambia colore, no? Quando arriva un messaggio positivo, a volte anche negativo, ma questo dà umore al nostro stato d'anima. In questi giorni sono arrivati moltissimi messaggi negativi. Mi state seguendo? Non è che mi manca la preparazione per aprire la Bibbia e condividere qualcosa, ma non viene da Dio. Io preferisco 2 parole che vengono da Dio, perché quello sono capace di cambiare e trasformare questa mattina i cuori di quanti sono affranti in mezzo a noi, che 1000 parole da un uomo. Voglio leggere insieme con voi Marco al capitolo 8, dal 27 al 29. Stamattina ho fatto questa lettura e quindi mi sento di condividerla con voi e voglio predicarvi qualcosa di questo argomento che non avevo mai trattato prima, perché su questo aspetto tante volte ho predicato, ma ho predicato tutto un altro concetto della predicazione. Ma questa mattina io voglio, con l'aiuto dello Spirito Santo, vedere questo messaggio sotto un altro aspetto. Sapete, quando una persona ti vuole attaccare, anche quando 2 persone, quando 2 popoli si devono incontrare in una lotta, quello che fa è quello di annientare e dirti che tu non vali niente, che tu non sei capace. L'abbiamo sentito in questi giorni, no? Abbiamo sentito cosa vuoi che fa questa piccola... distruggeremo in un attimo. Quindi cerca di sminuirti e cerca di abbattere le fortezze della tua mente, quelle sane che abbiamo. Noi una sola certezza abbiamo, sana. Alleluia. Grazie, fratello Giuseppe. Leggiamo dal 27 al 29. Poi Gesù con i suoi discepoli se ne andò per le borgate di Cesarea e di Filippo e lungo il cammino interrogò i suoi discepoli dicendo loro: chi dice la gente che io sia? Essi però risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Ed egli disse loro: ma voi chi dite che io sia? E Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo. Quello che voglio dirti questa mattina è che Gesù sapeva molto bene chi era lui. Non aveva bisogno di sapere ciò che gli altri pensavano di lui. E allora sembra una domanda inutile, e invece non lo è. Sapete, noi ci curiamo moltissimo, noi ci curiamo, ci preoccupiamo troppo di ciò che gli altri pensano di noi. A tal punto di vivere in un abito che non è il nostro. Noi mettiamo una maschera per ogni situazione. Ci preoccupiamo troppo, facciamo di tutto per piacere agli altri uomini, più di preoccuparci di piacere al Signore. Viviamo in una società, viviamo in mezzo a tante persone, chi al lavoro, chi a scuola, chi nell'ambiente di lavoro, chi anche nella famiglia stessa. A volte ci si nasconde al parente più vicino le cose che tu invece vorresti dire, vorresti fare in casa tua, ma non glielo dici, perché comunque pensi che sei derisa, sei soggiocato, sei preso in giro. Qui la domanda è questa: cosa pensa la gente di te? Ma la cosa più importante, cosa dice Dio di te?
Noi ci preoccupiamo, come ho detto, cosa dice la gente. Gesù sta dicendo, cosa dice la gente che io sia? Poi si rivolge ai suoi e gli dice, ma voi, chi dite che io sia? Ora io potrei dire, Gianni, posso dire, cosa pensate di me? Poi mi giro verso il Signore e dico, Signore, ma tu cosa dici che io sono? Perché quello che tu puoi pensare di me o quello che io posso pensare di te non ha valore. Non ha nessun valore. Perché vorrei ricordarvi che prima o dopo noi lasciamo questa terra e ce ne andiamo. E quello che siamo non siamo più. Siamo polvere. Siamo niente. Certo, daremo una cattiva o una buona testimonianza di quello che siamo e di quello che abbiamo fatto. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, capitolo 1, al versetto 10, dice: infatti cerco io di accattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio. Ecco, cerco di piacere agli uomini. Infatti, se io cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei un servo di Cristo. E noi facciamo tutto, anche nell'ambito della Chiesa, anche nei compiti che abbiamo in Chiesa, più di piacere al Signore, vogliamo piacere in quello che stiamo facendo agli occhi degli altri che sono davanti a noi, perché vogliamo essere apprezzati. E questo non è una cattiva cosa essere apprezzati, ma noi prima di essere apprezzati dagli uomini dobbiamo essere apprezzati da Dio. Perché quello che ci darà il premio è Lui. E ce lo darà un giorno, anche se adesso Lui ci sta benedicendo, perché Lui non è in debito con me, sono io in debito con Lui. Quanti sono in debito con il Signore? Alzate la mano. Seconda Timoteo 2,4 dice: nessuno che presta servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita, se vuole piacere a colui che l'ha arruolato. E chi ci ha arruolato a noi è il Signore. Chi ti è venuto a cercare e a salvare è il Signore. Non siete stati voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. È il Signore che ci ha scelti. E questa mattina io voglio concentrare il messaggio della parola di Dio che sento nel mio cuore, che si sta indirizzando verso una parola per la tua vita in modo specifico. Tu non sei ciò che credi di essere e non sei neanche ciò che gli altri dicono che tu sei. Tu non sei ciò che ti vedi allo specchio. Questo è importante. Dio Padre sa realmente tu chi sei e soprattutto cosa c'è nel tuo cuore. Solo Lui lo sa. Neanche noi sappiamo quello che c'è nel nostro cuore. Siete d'accordo con me oppure no? A volte abbiamo fatto certe cose che non avremmo mai voluto fare, abbiamo detto certe cose che non avremmo voluto dire e ci siamo pentiti. È vero o non è vero? E grazie a Dio che ci siamo pentiti. C'è un passo che stavo leggendo in questi giorni che si trova in Luca, al capitolo 22, al versetto 14. Luca, capitolo 22. Voglio soffermarmi su questo verso. È la cena pasquale. Guardate cosa dice il versetto 14. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i suoi 12 apostoli con lui. Qui c'è qualcosa di strano. Sapete cos'è strano? Che qui lo Spirito Santo, guidando la mano di Luca, guidando Luca, ai discepoli li chiama apostoli. Erano i discepoli che erano a tavola, ma Luca qui dice apostoli.
Ora, se voi fate una ricerca, e spero che questo lo sappiate come studiosi della parola di Dio, perché nella Chiesa noi dobbiamo studiare la parola di Dio, e questo l'abbiamo fatto per anni, ma per quelle che sono per le prime volte in mezzo a noi, c'è una grande differenza tra discepolo e apostolo. Il termine apostolo deriva dal greco classico che significa inviato, rappresentante. Inviato, rappresentante, l'apostolo. Il termine discepolo invece deriva dal latino discipulus, che vuol dire allievo. Ora, se noi vediamo quei 12 che sono a tavola e noi leggiamo questo passo della scrittura, poi tanto apostoli non erano più discepoli. Erano più discepoli che apostoli. Però la cosa meravigliosa è che Dio non vede come tu sei adesso, Dio vede come tu sarai. Dio vedeva i 12 apostoli, perché poi li ha mandati. Ma li ha mandati quando? Dopo, quando lui è sceso al cielo, ma lui vede al di là di quello che tu vedi oggi, e come tu ti vedi oggi, lui ti vede già nel futuro. E questo è importante nella tua vita. Deve essere basilare, perché non puoi essere preda e vittima del nemico. Non puoi cadere, non puoi sottometterti, non puoi chiuderti perché tu sei scivolato. Non lo puoi fare. Perché cadere è umano. La forza sta nel rialzarsi. Se voi vedete più avanti in questo passo, Gesù sta dicendo a Pietro che l'avrebbe tradito. Pietro si pensava, mai Signore, l'abbiamo detto tante volte, dovranno passare sul mio cadavere, tu potrai essere scandalo per gli altri, ma non per me. E il Signore gli dice, Pietro, il gallo non canterà, che tu già mi abbia rinnegato 3 volte. E poi gli dice qualcosa di importante. Ma quando sarai convertito, tu cadrai, Pietro, tu verrai meno. Ma quando tu sarai convertito, la conversione, sapete cos'è? Tornare indietro. Quando uno fa una convergenza nella macchina, conversione, torna indietro. Conferma i tuoi fratelli. Perché questo avviene? Perché lui dice precedentemente, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Il Signore conosceva il futuro di Pietro, conosceva che era debole, conosceva che sarebbe caduto, conosceva ogni cosa di lui, però gli dice, tu sei apostolo Pietro, e il tuo nome non è più Simone, ma il tuo nome è Pietro. Il tuo nome è Pietro. E Pietro sappiamo cosa significa, pietra. Tu non sei un mattone come tutti quanti gli altri, non sei stato fatto a serie, tu sei una pietra particolare scalpellata dal Signor Gesù per essere inserito nel corpo di Cristo. Wow! Questa mattina io vorrei farti sentire e farti comprendere quello che come Dio ti vede. Fratelli, noi abbiamo bisogno di una chiesa forte in questi giorni, come mai prima. E il diavolo, il nemico, sta attaccando il corpo di Cristo. Pensate che lui sta fermo, lui sta attaccando il corpo di Cristo, e io in qualità di pastore, ecco perché piangevo e dicevo, Signore, dammi una parola che viene dal tuo trono, perché devo salvaguardare le pecore che Dio mi ha affidato. Lo fa il Signore, ma devo avere una grande responsabilità, perché io voglio rialzare quelli che sono caduti. Io voglio tenerli per mano, perché abbiamo bisogno di volontari, di forze. Adesso dai 15 ai 60 anni, dai 16 ai 60 anni, non li fanno uscire dall'Ucraina perché hanno bisogno di soldati. E voglio dirti questa mattina, Dio ti ha chiamato per essere un suo soldato.
e non permettere che le frecce infuocato del nemico possano abbattere le fortezze che Dio ha messo nella tua vita, le certezze che Lui è colui che ti difende, che Lui è colui che ti sostiene, Lui è colui che ti tiene per la mano destra. Gloria a Dio! Tu non sei quelli che gli altri dicono di te o pensano di te. Tu non sei quello che tu vedi allo specchio. A volte ci alziamo la mattina e ci offendiamo. E quello che voglio dirti questa mattina è che voi a volte non ci pensiamo. Noi siamo il tempio dello Spirito di Dio, lo dice la parola di Dio. E se uno guasta il tempio dello Spirito di Dio, Dio guasta lui. Così dice la parola di Dio. E noi più delle volte ci facciamo del male gli uni con gli altri, ci feriamo gli uni con gli altri senza mettere a fuoco questo messaggio così potente da parte di Dio. Al posto di dire sei bellissima sorella mia, sei bellissimo fratello mio, sì, hai delle carenze come ce l'ho anch'io, ma il Signore ci sta fortificando, ci sta portando avanti, siamo sulla via della salvezza. Coraggio fratello mio. Andiamo a vedere quella piccola cosa che c'è nell'occhio del fratello, della sorella, e siamo bravi a tirare fuori i versetti biblici. La parola di Dio ci dice che il giusto cade 7 volte e si rialza in Proverbi al capitolo 24 al versetto 16, ma poi è scritto che non c'è neppure uno giusto sulla faccia della terra. Se lo siamo per mezzo del sangue di Gesù Cristo e non possiamo vantarci di nulla, assolutamente. Il Signore dice nel Salmo 27 al versetto 7, se non mi sbaglio, dice: io annuncerò un decreto. Io annuncerò un decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Quando tu hai aperto il tuo cuore al Signore, non ricordo l'anno, non ricordo il periodo, non ricordo il giorno, non ricordo il tuo, io me lo ricordo perfettamente, quando ho dato il mio cuore al Signore. Tu non sai che cosa è avvenuto nel mondo spirituale. Non sai che cosa è accaduto nel mondo spirituale, ma posso dirti una cosa, che lo leggo nella sua parola, che per un peccatore gli angeli del cielo fanno festa. C'è stata una grande festa in cielo. Noi lo diciamo quando facciamo i battesimi, ma questo avviene nel momento in cui tu hai aperto il tuo cuore al Signore e hai detto: Signore, voglio darmi la mia vita a te. Wow! Oggi io ti ho generato. Oggi il tuo nome è scritto nel libro della vita. E voglio dirti questo questa mattina, ascolta bene. Nessuno potrà cancellarti mai dal libro della vita, nessun uomo sulla faccia della terra, chiunque esso sia, vescovo, pastore, tutto quello che vuoi tu, nessuno può cancellarti dal libro della vita, perché è stato scritto con l'inchiostro del sangue di Gesù e nessuno può cancellarti. Uno solo lo puoi fare, sei tu. Se continui a dare alimento, vuol dire a dare da mangiare a quello cattivo. Qualcuno ha detto: lo vuoi far morire? Non dagli da mangiare. Invece noi lo alimentiamo. Lo alimentiamo perché? Perché siamo con la bocca aperta ad ascoltare le notizie. Hai sentito? Hai sentito cosa ha detto? Hai sentito cosa ha detto? Ma siamo mai andati qua a vedere cosa dice questa? Ma hai sentito cosa dice questa? Gesù gli diceva al diavolo quando lui lo tentava: sta scritto, sì. Anche se l'aveva storta la parola di Dio, ma lui dice: altresì è scritto. Altresì è scritto. Quindi questa mattina quello che io voglio dirti: non ascoltare gli accusatori delle anime nostre. Perché lui è l'accusatore. La parola di Dio dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Poi 2 punti: Dio è colui che li giustifica.
Egli ti soccorre, dice la parola di Dio, con la destra della mia giustizia. Chi sta alla destra del Padre? Gesù. E chi sta difendendoti adesso? Chi ha difeso Pietro prima che lui dicesse io non lo conosco? Io ho pregato per te. E voglio dirti questo questa mattina: se non c'è qualcuno che sta pregando per te, per la tua situazione, io voglio dirti questa mattina, nell'autorità dello Spirito Santo, che Gesù sta pregando per te. Se non c'è il pastore della Chiesa, se non ci sono gli anziani della Chiesa, se non c'è il consiglio della Chiesa che sta pregando per te, e più ne vogliamo mettere sui scalini, Gesù, il sommo pastore, sta pregando per te. Perché ricordati che io non ho dato la vita per te, Gesù sì. Gesù sì. Abbiamo bisogno di uomini e donne forti per la guerra. Quanti vogliono andare in guerra? Una guerra spirituale? Oggi più che mai la Chiesa di Gesù Cristo è chiamata, fratelli, non siamo ancora usciti da una situazione terribile, che abbiamo ancora queste cose appese sul viso. E non siamo ancora usciti da questa situazione, siamo entrati in un'altra. E la parola di Dio, dite quello che volete, ma ci dice pestilenze, carestie, terremoti, tutta la pestilenza. Cos'è? Lo sparlare gli uni con gli altri. Però guardate cosa dice la Scrittura, non è che è l'inizio. Non è che è l'inizio. Però la Chiesa di Gesù Cristo è potente. È potente. Non possono arrivare messaggi che inquietano paura. Devono arrivare messaggi che vengono dal trono di Dio, che dice: non temere perché io sono con te. Non ti smarrire perché io sono il tuo Dio. Non ti preoccupare perché io sono colui che ti sostengo. 1000 te ne cadranno a destra e 10.000 alla tua sinistra, ma tu non ne sarai colpito perché io sono il tuo Dio. Egli non ci abbandonerà. Se ha mandato i corvi un giorno a dare da mangiare, li manderà anche a noi. Avete mai visto quando in volo fanno tutti quegli uccellini che fanno migliaia e migliaia, che fanno quella coreografia bellissima? Le rondine sono, cosa sono? I stormi. Bellissimo! Tutte quelle cose là. Come non puoi dire quanto è grande la tua opera, Signore? E se tu mandi veramente gli uccelli... Noi ascoltiamo più quello che il nemico dice, più di quello che Dio ci dice. Noi abbiamo più fiducia dell'uomo che fiducia di Dio. Noi ascoltiamo più quello che l'amica ci dice, l'amico ci dice. Come sei vestita? Ma ti cambi subito perché bisogna apparire bello. Come sei? Ma non hai... Mamma mia! Lo so. Sapete che alcuni non escono di casa perché si vergognano. Vivono in questa situazione. Davide, nell'autorità dello Spirito Santo, dice al Signore: sono stato fatto in modo meraviglioso. Sono stupendo. Perché sei tu che mi hai formato. Sei tu che mi hai creato. Sei tu che hai formato le mie reni. Signore, sono stupendo, meraviglioso. E l'anima mia lo sa molto bene. Sono speciale. E il Signore ti dice questa mattina: tu sei unico, unica, non ce ne sono altri uguali a te. Che ne dicono gli altri? Tu sei unico. E non ce ne saranno altri uguali a te. E il Signore vuole dire ad ognuno di noi questa mattina: figlio mio, figlia mia, se ci sono delle situazioni nella tua vita che ti hanno in qualche modo ostacolato il tuo cammino, alzati questa mattina. Perché io desidero che tu ti vedi come io ti vedo. Perché io questa mattina non ti dico che tu sei un discepolo, tu sei un apostolo. Tu sei un mandato da Cristo. Noi abbiamo un mandato da Gesù Cristo. Tutti quanti noi abbiamo un mandato.
che stiamo venendo meno a questo mandato, che siamo venuti meno a questo mandato. Ma andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Noi ci siamo fatti locali di culto, belli, comodi, spaziosi, più comodi, poltroncine. Alcuni hanno tolto le sedie, hanno messo le poltroncine perché devono stare più comodi. Ma non è questo il mandato della Chiesa. Il mandato della Chiesa è fuori. Quelli che stanno fuori, che hanno bisogno. Voglio ricordarvi che quando Gesù ha buttato fuori dal Tempio, sono entrati ciechi, zoppi e bambini. Appena li ha buttati fuori, sono entrati i veri bisognosi. I veri bisognosi. Qual è il tuo bisogno questa mattina? Cosa pensa Dio di te? Questo è importante che tu lo sappi, perché se tu non sai la tua identità in Cristo, sei come una canna sballottata al vento. Ma sai, pastore, io non so neanche quello che devo fare. Sto aspettando che il Signore mi dice quello che devo fare. Ne ho conosciuti tanti io che stanno aspettando. Se se ne andranno prima di me sulla barra, dico: hai capito cosa dovevi fare? O è troppo tardi per capire quello che devi fare? Il Signore ti chiama ad essere una candela, non una lampadina da 3000 watt, una candela. E ti posso assicurare che una candela nel buio fa luce. E intorno a noi ci sono tenebre. Ti posso assicurare che se Dio ti ha dato quel posto di lavoro, se tu ti trovi in quella situazione e magari ti stai lamentando per quella situazione, Dio ti ha portato lì per essere luce. Non ti ha portato per risolvere i problemi. Non ti illudere che quei problemi tu non li risolverai. Lui ti ha portato per essere luce e ti ha portato per un tempo, poi ti toglierà da quella situazione. Perché che tu ne dica, se Lui è il Signore della tua vita, è Lui che governa la tua vita. Sto parlando a qualcuno forse? Ricordo il fratello Michele che era con noi, adesso è nella comunità di pastore Greg Montebelluna, e lui aveva perso il suo posto di lavoro e l'agenzia gli cambiava ogni 15 giorni un posto di lavoro. E lui dovunque andava in questi posti di lavoro parlava del Signore. E una sera portò un giovane che aveva problemi. E lui glielo disse a questo ragazzo qui. Gli disse: se io sono qui, non so neanche per quanto tempo qua, ma sto qui per te. Sto dicendo, fratelli, quanti erano in mezzo a noi quel periodo là? Vedete, questo giovane quella stessa sera accettò Gesù nel suo cuore. Adesso non ricordo se il giorno dopo o qualche giorno fece un incidente. Praticamente nella corsia che è a Pove, che scende da Pove del Grappa a Bassano, Romano del Zelino a Bassano, andò nell'altra careggiata e fece proprio un frontale e morì. Ma il giorno prima era qui, nell'altra comunità che avevamo di là. E lui disse: io sono qui per te. E dopo un po' lo cambiarono posto, lo misero nell'altra parte. Ricordati che Dio ti ha chiamato ad essere uno strumento nelle sue mani. E il nemico cercherà sempre di mettere il bastone tra le tue ruote. Cercherà sempre di non farti parlare. Cercherà sempre di confonderti e metterti in mezzo agli altri, uguale agli altri, perché se no tu ti senti un pesce fuor d'acqua. Bene, voglio dirti questo: noi siamo dei pesci fuor d'acqua. O meglio, siamo dei pesci che vanno controcorrente. Siamo dei salmoni evangelici. Però questa mattina voglio incoraggiarti, fratello e sorella mia. Non avevo un messaggio ben preciso, però sento questo nel mio cuore. Affronteremo situazioni difficili e voglio farvi notare cosa ho detto. Affronteremo, perché Dio è con noi.
E chissà, in mezzo a noi, quale altro grande servo di Dio si alzerà? Quale altro Davide in mezzo a noi si alzerà e affronterà Golia? Quanto è bello, quando gioisco, quando vedo che la Chiesa, chi prega, chi testimonia, chi fa un canto, chi fa una cosa, chi fa l'altro. Questo è l'ordine del culto. Andate a vedere nell'ordine del culto. È scritto così, chi con un canto, chi con un salmo, chi con una testimonianza. Facciasi ogni cosa alla gloria di Dio. E Gesù ne gioisce, sai perché? Perché vede il frutto del tormento del suo spirito e ne è saziato. Vede te che apri la bocca magari nei tuoi problemi, nelle tue situazioni difficili, che lo stai lodando, gloria a Dio. Non vede semplicemente un uomo che fa una predicazione e tutti a casa. Il culto lo svolgiamo noi. Ognuno di noi dobbiamo essere usati da Dio e non dobbiamo permettere al diavolo di ostacolare il nostro cammino. Io sono un servo di Dio, diglielo in faccia al nemico. Io sono una serva di Dio, io sono nato di nuovo. Cristo Gesù mi ha salvato, ha dato la sua vita per me e mi ha inserito nel suo corpo e io sono più che vincitore in Lui. Alleluia! Non ti preoccupare di quello che gli altri pensano di te. Dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe venire dentro di noi, qualcosa naturale di dire io sto servendo il Signore, sto piacendo al Signore. E forse non tutti ti vorranno bene. Potrei dire questa mattina ad ognuno di voi, se tu dici qualcosa, parla di calcio, parla di sesso, parla di barzellette, parla di lavoro, parla di qualsiasi cosa, di politica, tutto quanto, la discussione va avanti. Parla di Gesù. Parla di Gesù. Parla di ciò che Cristo ha fatto in te. Parla che c'è un Dio vivente. Parla che Gesù è risorto. Parla che tu parli con Lui. Che cosa succede? Per favore, parliamo di tutto. A Emanuele gliel'hanno detto in azienda, vero Emanuele? La società, puoi parlare di tutte le cose, ma non puoi parlare di religione. Noi non parliamo di religione, noi parliamo di una relazione che abbiamo avuto con Gesù. Ed è diverso. Ed è completamente diverso. Io voglio dirti quello che disse quel cieco. Io una cosa so. Quanti erano ciechi? Quanti erano sordi? Oggi vediamo e sentiamo. E allora questa mattina voglio concludere con questo pensiero. Non voglio prendermi altri minuti. Non ascoltare la voce del nemico. Non ascoltare le accuse del nemico. Tu non sei ciò che lui dice che tu sei ciò che Dio dice che tu sei. E come quella parola apostola mi ha saltato davanti agli occhi, ho detto, ma come? In tutti i posti noi troviamo nel Nuovo Testamento pochissime parole, scusate, nei Vangeli pochissime parole noi troviamo, prima degli Atti degli Apostoli, discepoli, 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 e poche volte che dice apostoli. In quell'occasione dice apostoli, erano seduti con Gesù. E c'era Pietro che ha preso 2 spade per tagliare, era apostolo, dice. Apostoli. E possiamo elencare le cose di ognuno di loro, i peccati di ognuno di loro, le carenze di ognuno di loro. Ma Gesù le ha viste davanti perché Gesù vede oltre. Gesù vede oltre quello che vedi tu. Gesù vede oltre quello che tu ti vedi. Lui ti vede già come Egli ti vede. E l'Apostolo Giovanni lo dice, fratelli, non è ancora apparso quello che noi saremo, ma quando Egli verrà, noi saremo simili a Lui. Gloria a Dio, perché quelli che Egli ha preconosciuti li ha predestinati ad essere all'immagine di Gesù Cristo. E così sarà ognuno di noi. Stai fermo nella fede, tieniti forte nella fede, sii zelante nella fede, ascolta e alzati se sei caduto, chiedi perdono al Signore, Lui già lì con la mano tesa per alzarti su. Quando sarai convertito, non sarai più Simone, ricordatelo, sarai Pietro.
Pietro, un apostolo di Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia a te, Signore. Puoi suonare un cantico? Silvia, potete? Vorrei cantare Degno è l'agnello. Questo canto questi giorni è stato l'oggetto della mia lode, perché è degno l'agnello di Dio. È degno l'agnello di Dio, perché se tu sei quello che sono, io sono quello che sono, è per mezzo del sacrificio di Cristo. Ricordati che il Signore ha tutto sotto il suo controllo. Tutto. Alleluia. Vogliamo concludere con questo canto. Alleluia. Degno è l'agnello. Alleluia. Alleluia. Se hai tuo marito, tua moglie, tua sorella vicino a te, che è attaccato con te, vicino a te, prendilo per mano e loda il Signore con questo inno. Alleluia. Alleluia. Tu che sei a casa, alzati in piedi. Alleluia. Grazie per la croce, oh Dio. Alleluia. Grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio. Alleluia. Che grande amore. Grazie Gesù. Grazia mi donò, inchiodarono le sue mani, con amor soffrì per me. Grazie Signore. Il suo sangue mi lavò. Alleluia. Adesso so che Gesù mi perdonò. Alleluia. Degno è l'agnello, Degno sei, Signore. siede sul suo trono, di gloria una corona, regna in vittoria. Innalziamo Gesù, Ora va lasciando la passione. il Figlio di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello, degno è l'agnello. Grazie per la croce, oh Dio. Grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio. Che grande amore, grazia mi donò, inchiodarono le
Alleluia. Guardate di non turbarvi per bisogno che questo avvenga. Ma non sarà ancora la fine, poiché si leverà nazione contro nazione. Alleluia. E regno contro il regno. Ci saranno carezie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo che non sarà che il principio di dolore. Allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti, a cagione del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno, e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno. Si torneranno molti, perché l'iniquità sarà moltiplicata e la carità dei più si raffredderà. Alleluia. Grazie, Signore. E tu non ci hai nascosto nulla, Signore. Signore, ti chiede questa mattina: chi sono io per te? A Lui non importa, non interessa sapere quello che gli altri pensano di Lui, ma dei Suoi figli sì cosa pensano di Lui. E il Signore sta chiedendo a te: chi pensi che io sia? Perché se tu pensi che io sono il tuo Signore, allora ascolta quello che io ti dico. Allora non avere paura. Allora sappi che il mio regno è stabile, che non è corrotto, non ha nulla a che fare con i regni umani. E voglio dirti questo, dice il Signore: ci sono miriadi e miriadi di angeli al mio comando. Io ho comandato i miei angeli di guardarti in tutte le tue vie, dice il Signore. Credici questa mattina con tutto il tuo cuore. Credici, figlio mio. Rialzati dalla polvere e scuotiti la polvere di dosso. Perché io ho un futuro meraviglioso per te. Stupendo, dice il Signore. Perché gli altri vedranno il mio popolo, dice il Signore. E capiranno che la mia progenie è benedetta. È benedetta. Così dice il Signore. Alleluia a te, Signore. Grazie, Signore. Amen. Dio ci benedica, fratelli. Buona domenica a tutti quanti voi. Alleluia. Vi chiedo di uscire quando prima, perché arieggiamo i locali.